ma col tempo minimo di una sfiga, di una strida col fiammifero. Anche mio figlio me l'ha detto chiaro, nitido. Lo riproduci come un cazzo di mammifero. Per mantenere una specie, ma trovare delle leggi. Subito domani mami, lei può fermare i lecci. Ma io fute, ma se tengo le risorse in cassaforte, nessuno può subire la mia cassaforte. Ma il sole acceso fosse un grado che per già bruciato figli di un banco macronato. Centro commerciale affollato, un disco che ho stoppato. Come la cerchi, ruba il fatto, ma mantieni lo status. E se il gioco vale le candele, le distanze che ti tocca mantenere sono quelle. E costa più di tutti i soldi stronzi, tutti i santi giorni alzarsi prima di vedere. Avere il punto sulle cose vere, stringere al petto, mi fa stare bene. Avere una mano che non mi tocchi, quello che non sanno vedere. Quante volte noi ci perdiamo, e quante volte ce ne andiamo lontano, scappiamo da tutti i casi che abbiamo. Sono colpi bassi, siamo morti in mano. Mantenere sangue freddo, scuse non ti silenzio, la rabbia che mi esplode il petto. Se la mia vita non è quella che mi aspetto, se non mi ci ristretto, non ci rifumo la gara del vento. Non mando al buio, non ci rifletto, mantieni fuori come cartoni da sofrimento. E il bene non sempre pronto, chi ne ti conto? Che fai, non lo fai, ma darti dello stronzo. Non avrai la presi un po' a te, non mi colpa, fratello, basta solo che non calpesti degli altri come fanno tutti. Ti mantieni una paura mentre frutti, anche se frutti, mi vedrai solamente più avanti. Non incontrati, ma contati, tanti ricordi di chi ti vuole volere per quello che sei. In fondo ti parla, non sei cazzo, ma avere il punto sulle cose vere, stringere al petto, mi fa stare bene. Avere una mano che non mi tocchi, quello che non fanno vedere. Quante volte ma ci perdiamo, e quante volte ce ne andiamo lontano, scappiamo da tutti i casi che abbiamo. Sono colpi nostri, siamo morti, si mangiano il gesto. E di tempo ne è passato un bel po', ancora. Allora, vuoi dire qualcosa tu? No, abbiamo interventi già pronti per dopo. A che ora cominciate gli interventi? Appena finiamo di appendere gli striscioni, allora cominciamo a dire qualcosa. Capito? Abbiamo avuto una buona affluenza. Poi siamo un po' dispersi, però Sì, comunque dai. abbiamo avuto un buon riscontro. Questa è la prima volta. Beh, non è la prima volta che c'è una manifestazione studentesca, è stata fatta altre volte negli anni passati. Per il clima. Sì, per il clima sì. Il clima era proprio. Sì, non sono tanti. Ha detto una cosa molto importante, ha detto che la speranza esiste, ma non ci può essere speranza se non c'è l'agile, se non c'è l'azione, ecco. E così tanti studenti di tutto il mondo hanno preso questa iniziativa a cuore, ecco. Ogni venerdì lei scioperava da scuola e così è nata questa piattaforma che si chiama Fridays for Future. Poi per dire che questi venerdì per il futuro sono dei giovani che vogliono scioperare per chiedere ai governi che ci sia una drastica un cambio di rotta, ecco, per fermare questo cambiamento climatico. La notizia del novembre scorso dell'IPCC che ci diceva che il riscaldamento globale sta aumentando sulla nostra atmosfera, sul nostro pianeta, e che stiamo per arrivare ad un limite che porterebbe a un punto di non ritorno. E questo punto di non ritorno significa l'inesistenza di un futuro per noi giovani. Allora abbiamo oggi abbiamo provato a portare un messaggio come in tutte le altre città di questo mondo. Un messaggio che veda i giovani partecipi e protagonisti di una richiesta da parte degli adulti
di poter migliorare il mondo per loro, ecco. Parliamo dal punto di vista globale naturalmente, quindi di un argomento molto ampio e grande che riguarda tutti, perché la giustizia ambientale e climatica riguarda sempre tutti, soprattutto i giovani. Ci sono tanti cartelloni, se potete leggerli, dove ci sono messaggi importanti. C'ho un cartellone qui davanti che dice: giustizia ambientale significa fermare la TAV, fermare la Pedemontana, il deposito di GPL, il Mose, insomma tutte queste grandi opere non sembrano, ma sono una delle cause che portano all'inquinamento atmosferico e naturalmente una speculazione sui nostri territori. Allora giustizia ambientale significa proprio questo, significa essere cittadini che vogliono decidere sui loro territori, perché pare che oggi la sicurezza e la salute dei cittadini venga messa in secondo piano di fronte al profitto voluto solo da pochi. Ecco, quindi questa non è giustizia né sociale né giustizia ambientale, perché sono due cose molto legate tra di loro. Ecco. Allora, oggi siamo qui, insomma, sotto il comune, in marcia come tutti gli altri studenti di tutto il mondo, per dire che vogliamo un mondo migliore, che vogliamo che il clima non cambi, che non ci sia questo cambiamento climatico,